come ha detto lei, si era messa male, però alla fine un pareggio è quello che conta, no? Portare punti a casa con quella che non sembrava oggi sul campo del San Giorgio ultimo in classifica, perché ha fatto un buon primo tempo il Casteldaccia. Sicuramente ci sono state però due disattenzioni che sono pesate a parte Sì, questo. all'inizio non siamo entrati in campo, è stato un approccio sbagliatissimo, l'abbiamo pagato caro e amaramente con degli errori che non devono succedere, però fa parte del gioco. Venivamo da una settimana un po' travagliata, quindi sapete un po' di cosa sto parlando, quindi un po' mentalmente questa cosa gioca a brutti scherzi. Io ho parlato tanto su questo fattore, però si è visto in campo all'inizio proprio non c'eravamo. Infatti abbiamo preso 2 gol all'inizio, però ho visto una grande reazione, poi abbiamo cambiato assetto tattico, abbiamo rischiato di vincerla come una partita che si poteva anche perdere. Alla fine ci portiamo a casa questo punto contro un buon Castellaccia, perché comunque non merita quella classifica, lo sapevamo, è una buona squadra, allenata bene, e quindi ci portiamo questo punto a casa e pensiamo subito alla prossima. Oltre ovviamente alle assenze che avevate oggi in rosa, perché ci sono tante assenze per infortuni e questo non è un fattore da poco, ma in questi casi, come non so se vuole commentare l'episodio burocratico della ripetizione di questa No, partita, perché è un episodio eccezionale e voi vi siete comportati oggi di conseguenza a questa sentenza. non mi va di parlare di queste cose perché comunque io mi occupo del campo, dobbiamo solo lavorare e fare il nostro lavoro. Le assenze erano parecchie, mancavano 5 giocatori importanti, però abbiamo giocato con diversi giovani che hanno dato tantissimo. Voglio menzionare Alaimo che è entrato benissimo, ha fatto il gol del pareggio, Sinaga 2007 che è entrato benissimo, Liga ci ha dato una grossa mano e poi tutti i ragazzi nel secondo tempo hanno messo quello che ho chiesto, il cuore e di crederci fino alla fine. Abbiamo rischiato di poter fare il terzo gol, però come ripeto potevamo anche prenderlo e Sì. quindi va bene così un punto. Mi tengo stretto la reazione di questi ragazzi che non hanno mollato niente, ci hanno creduto fino alla fine, abbiamo corso tantissimo, quindi ripeto, testa alla prossima.